Forza ragazzi! Bene amici di 50 canale di Antena 50 Enti, buon pomeriggio da Antonello Columbus, stadio di via Monteboio orizzontali. Tutto questo agli ordini del signor Francesco Lizzer di Verona, aiutato, predilato da il fratello e Marchese, esattamente Latino e Napoli. Andiamo a vedere subito le formazioni delle squadre fatte dalla partita tutto pronto, questo inserimento centrale, prova di battere avversario, riesce, pallone nel cuore dell'area della formazione del Sassuolo. Palla centrale che poi ritorna a Guglielmo, tenta il cross, il tiro in porta e la parata. Buono il pallone in mezzo, attenzione del imbambolata di questo traversone, arriva molto pesante, perde però il pallone, quindi partiti rifatti senza Brava! il numero 13 del Sassuolo, giunta su Pugna e quindi Piolman poteva forse far valere la regola del vantaggio perché Piolman era in buona posizione. tiro di Enrico, prova la conclusione da fuori, sulla palla c'è anche però Camilla Dubsova, calcerà, palla cieca, palla dentro, Baldi schiacciato, rasoterra, pericoloso, ma Baldi, c'è il fallo di Carriale su Monterubiano, steso da Enrico. Alla bassa, Sabatino si gira, la conclusione, palla di fallo, di andare palla al piede, attenzione a Michela, Baldi, dice no, sulla partita del Sassuolo, che prova a costruire l'ultima occasione del primo tempo, non ce la fa perché finisce qui. Il parziale si è fatto il piede caldo però la partita di Coppa Italia interessantissima questa parte tra Monterubiano e di Mezzala ottima prova, ha fatto delle qualità, primo possesso per il Sassuolo, Simonetti dalla Roma, grande qualità, mette dentro sul secondo palo, troppo sul piede, lascia andare il pallone, il testa, capitano avanza, punta, va via di Guglielmo, palla per Acuti, dentro, velocimenti, la conclusione, e la palla! Cinotti! Acuti! Il gioco sa ben coprirsi, lasciando pochissimi spazi, ottimo intervento alla mano, lasciando pochissimi spazi coperti alle porte delle ostilità. Attenzione, è un Sassuolo che ci pare davvero molto più determinato. Attenzione, non ha avuto esitazione di rigore per il Sassuolo che ha l'occasione di dimezzare il vantaggio. E il gol. È il gol del numero 9 Sabatino. Il Sassuolo, sesto gol in campionato per lei, riapre la partita. Via! Nell'area di rigore, pallone centrale, attenzione, per fortuna l'ottima uscita tempestiva, uscita della mano a interrompere questa azione davvero
Resta tra i piedi delle ragazze in maglia bianco-verde. Ancora attenzione, azione della concitata è pericolosa, il tiro, la Bardi e il gol. Il gol davvero acciuffa il pareggio. Sassuolo tutto preto. Va Simonetti, palla dentro, colpo di testa di Moline, finisce qui.